relazioni sono importanti, le abitudini, fare sempre le stesse cose, ascoltare sempre canzoni, motivi che ti ricordano momenti, epoche, difficoltà, performance, ostentazione positiva, belle esperienze, grandissimi errori, emozioni, il primo bacio, la notte prima degli esami, la notte prima degli esami. E allora sì, oggi voglio continuare a dedicare ai maturandi un momento particolarissimo, qualche video ogni giorno, forse perché mia figlia fa la maturità quest'anno, forse, qualora fosse ben venga, e lo voglio fare dall'utero materno, dal sogno, da quello che a 18 anni mai avrei pensato di poter coronare, il sogno, la passione, quella irrazionale, quella che dopo 5 anni non ti porta a fare i calcoli di quanto ti è costato sta fregata, perché ha voglia a frequentare bei posti e belle tane, ma qua c'è la passione razionale, c'è quella del bambino e non c'è tana che tenga e non c'è Escofes che mi dia tali emozioni, c'è poco da fare, sono un materialista, sono un mediocre se ti pare. A me serve anche questo, perché la passione ti stimola a fare, a impegnarti, a farti il culo e a gratificarti. Sto nell'utero materno, sto una favola, lo auguro a te che fai gli esami domani, dopodomani, quando sarà, lo auguro a te che lavori tutti i giorni, lo auguro a te invidioso del merda che la vorresti e dici che invece sono tutti evasori e spacciatori. E allora sì, dato che qui è il più pulito c'è la rogna e io me lavo tutti i giorni, ma secondo te sto male, sto andando a lavorare, sono le 17, finirò alle 20, gli do una bella doppia debraiata, la lascio a lavare e vado a fare il mio, ma secondo te sto male, fate male, a petto in fuori e a testa avanti, viva la vita, bella per voi, anche per Bob, sempre per Bob. Che sti cazzo di esami li doveva fare pure lui, ma non so se l'aveva già fatti, ma il concetto è quello. Viva la vita, bella per te Antonello.